Da Centro Ronchi. A te la linea. Grazie, grazie al nostro grande regista. Noi, come sempre, come da 5 mesi circa a questa parte, trattiamo degli eventi cui assistiamo, guardandoli dalla prospettiva, dall'angolo di visuale della democrazia, nel suo significato stabile, certo, kratos, potere, quel potere naturale che spetta a quella formazione naturale che è il popolo, nazione naturale, quindi che non può essere creata mediante artifici, può essere agevolata mediante studi piuttosto che messa a disposizione di strutture per poter avere un popolo, ma il popolo è una formazione naturale, si forma allorché accanto, vicino a nuclei preesistenti che possono essere di tipo nazionale, tribale, stirpe, chi più ne ha più ne metta, si aggiungono persone che nulla hanno a che fare con queste, ma che stanziate sullo stesso territorio continuano a avere, sentono il bisogno di aderire completamente a un nucleo di interessi tali per cui vanno a formare un tutt'uno col nucleo preesistente. Questo è il popolo. A questa formazione naturale spetta altrettanto naturalmente un kratos, un potere che a seconda della formazione che caratterizza quel popolo si esplica secondo modalità diverse, con costumi diversi, abitudini diverse, tutte naturali. Quindi fa parte dell'uomo essere, dell'esperienza dell'umanità, essere popolo, essere popoli al plurale. Ora, sotto questo aspetto, sotto questo profilo, noi guardiamo agli eventi così come accadono durante anche la settimana. Abbiamo visto il proclama del capo dei sindacati socialisti di indire una serie di scioperi, una serie infinita di scioperi per contrastare il governo in carica e non certo per tutelare adeguatamente i diritti e le eventuali necessità, perché lo sciopero è uno strumento estremo, le necessità dei lavoratori, impiegati, operai che siano. Ora, abbiamo visto e abbiamo notato come lo stesso segretario della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL, abbia fatto riferimento alla necessità che tutto il popolo si sollevi, si rivolti, ha detto, per sostenere queste posizioni. E questo, dal nostro punto di vista, è un segnale importante, perché ha distinto l'insieme, la massa di coloro che presentano determinati interessi lavorativi rispetto al popolo, che è un'altra cosa. Se quella massa con quegli interessi va a rappresentare, va a confondersi col popolo, allora abbiamo l'espressione di una protesta, di un potere che ha a che fare col kratos, col potere del popolo. Se questo non si verifica, è qualcosa di diverso, e cioè scioperare è un diritto che viene garantito dalla Costituzione, dagli accordi che regolano questo demos, questo
questo popolo, il popolo italiano nella fattispecie, ma un conto è quello, un conto è che quegli interessi vadano a prevaricare su quelli del popolo, e i dati della partecipazione agli scioperi, ammesso e non concesso che ci fossero 500.000 persone presenti complessivamente in piazza, cosa della quale dubito molto fortemente, ma ammesso e non concesso quello, quegli interessi non rappresentano gli interessi del popolo. Sono un problema che il popolo, con le sue strutture, le sue istituzioni, deve essere in grado di affrontare, di risolvere pacificamente. Ma a questo punto è un problema, è un falso problema, quello posto dalla CGIL, di voler essere, di voler rappresentare un intero popolo. Sono cose diverse. Il fatto di equivocare a questo punto sul termine democrazia, che è proprio tra l'altro anche delle forze politiche di sinistra, vediamo la partecipazione dei rappresentanti politici del PD piuttosto che degli altri cespugli lì intorno, dalla dottoressa Schlein al geometra Bonelli, la partecipazione a queste manifestazioni sindacali. La confusione proprio è data dalla mancanza di distinzione fra democrazia e interessi particolari. Cioè, in questo caso, per quanto importantissimi e rispettabilissimi, guai al cielo, però sono interessi particolari, non vanno a toccare, non vanno a incidere sul nucleo della democrazia. Sono espressioni della libertà di sciopero sancita dalle regole della democrazia, cioè del potere del popolo, ma non sono essi stessi la democrazia, che è un'altra cosa, riconosciuta peraltro proprio anche letteralmente dallo stesso leader della CGIL. Ora, vediamo, allora a questo punto chiediamoci se forze politiche come quelle di sinistra, come quelle guidate dalla cittadina americana, attivista del Democratic Party statunitense, la dottoressa Schlein, oppure i Verdi del geometra Bonelli, hanno o rappresentano in sé un'idea di democrazia, anche perché, l'abbiamo detto nelle volte precedenti, partiti o movimenti a base popolare, dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo il crollo dei partiti storici che hanno caratterizzato la vita sociopolitica italiana dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, di partiti a base popolare, di movimenti a base popolare, io ne conto due. La Lega, sicuramente a base popolare, e in parte, con tutte le sue follie e le sue manchevolezze, il defunto Movimento dei 5 Stelle, defunto perché il suo fondatore ci è andato col carro funebre, quindi ha dichiarato lui. Ora, gli altri partiti, ma guardiamo gli altri partiti, non avendo una base popolare, pongono il problema di quale sia il loro rapporto con la democrazia, cioè col potere del popolo, perché il potere, quella che la Costituzione chiama sovranità, spetta al popolo come potere naturale. Qual è il rapporto? Ecco, questo l'avevo già accennato uno o due incontri fa. È un argomento che dovremo sviscerare e approfondire, perché è la chiave della crisi della democrazia non soltanto in Italia ma anche in Europa, in particolare in Italia. Ora, però,
oggi, e poi trattando con attenzione il problema maggiore, cioè quello che si presta, le piazze che vorrebbero essere piene, che forse piene non sono, questi scioperi che dovrebbero essere rappresentazione di una volontà popolare, quindi del potere del popolo, e che tali non solo, l'adesione delle forze politiche di sinistra a questo, come se fosse rappresentazione della volontà del popolo, di un intero popolo, pone a chiedere, fa domandare a chiunque che ci pensi un attimo, se la natura stessa di queste forze politiche di sinistra sia in sé democratica o no, cioè se sia rispettosa proprio di questo democratos, potere del popolo, sovranità del popolo, e se la rappresenti o intende rappresentarla. La sinistra è caratterizzata i movimenti di sinistra sono caratterizzati dalla loro matrice marxiana, cioè basata sull'opera di quel grande pensatore che è stato Karl Halevi Marx. Il cognome Halevi poi è stato tolto durante le leggi napoleoniche, ma il loro cognome di famiglia, ebreo, figlio di uno dei più importanti rappresentanti della comunità ebraica di Trier. Il padre Herschel era avvocato ed partecipava attivamente proprio alla comunità ebraica, e non solo, aveva anche allevato il figlio con idee aperte, libere, di tipo illuministico, però con l'impegno di darsi da fare per la comunità ebraica l'intenzione del padre, della sua città. Questo in continuità con la figura del nonno di Karl, Mordecai Halevi Marx, il quale era il rabbino capo degli israeliti proprio nella città di Trier. Ora, Marx, questo grande pensatore, struttura un pensiero che abolisce, prescinde da Dio, dalla divinità, nella sua visione. Dio è fuori, è un pensiero totalmente ateo, che però è strutturato sostanzialmente su quella che è come modello, non voglio confondermi, non voglio confondere nessuno, strutturato come modello su quello delle strutture delle comunità ebraiche. C'è proprio una somiglianza strutturale fra il socialismo e la struttura ebraica. Il Dio di Israele, che aveva voluto dimorare in mezzo al suo popolo, e che sostanzialmente era stato fatto prigioniero dai sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, dai sadducei nel Tempio, quel Dio viene sostituito quindi questo viene sostituito in Marx da una specie di vitello d'oro, cioè praticamente una struttura sostanzialmente idolatrica basata sull'idolatria delle strutture, perché le strutture sono razionali in sé, sarebbero razionali in sé, sarebbero portatrici di verità, quindi sono
il meglio dell'intelligenza umana, quindi sono la verità. Infatti il giornale sovietico si intitolava Pravda, la verità. Sono portatrici di verità e sono una verità scientifica. Quindi per quanto riguarda la teoria del mondo socialista, vale il detto tanto esecrato del ventennio: il duce ha sempre ragione, le strutture hanno sempre ragione. Quindi tu, cittadino, sei soggetto a quelle strutture perché è nel tuo interesse e a fin di bene che tu segua, sia succube sia suddito di quelle strutture. Il tutto concepito, una struttura complessa che non sto qui a spiegare, se no finiamo l'anno prossimo, il tutto strutturato per giungere a che cosa? A un totalitarismo, cioè alla dittatura del proletariato. Il proletariato non c'è più, uno può anche chiedersi, ma visto che non c'è più il proletariato, come si fa a seguire ancora il tracciato marxiano a sinistra? Si sostituisce il proletariato con qualcos'altro. Perché? Perché la teologia, perché c'è una teologia nel mondo di sinistra, la teologia del mondo di sinistra è una sola: la conquista del potere. Conquista del potere che è necessaria per far sì che si instauri una dittatura del proletariato. Proletariato non c'è più, dittatura di qualcos'altro, che può essere il mondo degli intellettuali piuttosto che di altra specie. Sulla base, sulla trama di quel pensiero si arriva a una dittatura, una presunzione di superiorità da parte di un sistema dove al vertice c'è qualcuno che è più uguale, più bravo degli altri. E questo spiega anche per quale motivo nella intellettualità di sinistra loro si sentano, i sinistri, si sentano superiori. Loro culturalmente sono superiori. Da dove derivi questa superiorità culturale non lo so, perché francamente dopo la fine della seconda guerra mondiale hanno assunto, letteralmente acquisito, quella che era l'intelligenza del vecchio partito fascista, convertendo tutti questi grandi intellettuali alla causa della sinistra. Misterioso, molto misteriosa la cosa, e mai detta, però è andata così. L'unico grande, vero intellettuale nato all'interno della sinistra, il grande Pierpaolo Pasolini, l'hanno combattuto in tutti i modi, salvo poi beatificarlo dopo morto. Ora, questo il quadro. In questo quadro, strutturato proprio così come era strutturato il potere sinedriale, che era quello che Karl Halevi Marx conosceva perfettamente, dobbiamo porci una domanda. Abbiamo sempre considerato i partiti di sinistra come espressioni politiche e puramente politiche, perché come espressioni di diverse visioni, diverse Weltanschauungen nell'ambito della società. Non è così, sì e no. Ed ecco dove nasce il problema: sono o non sono democratici? Sì, lo sono, però a determinate condizioni. Perché? Perché proprio questa struttura, questo insieme, questo tipo di argomentazione che porta poi a una dittatura del proletariato che non c'è più, sarà di qualcos'altro secondo la convenienza, ma con una teologia basata sulla conquista del potere assoluto, ha tutte le caratteristiche, tutti gli elementi tipici di una religione. Anzi, a mio avviso, per carità me ne assumo la responsabilità, il partito, l'espressione politica, è semplicemente un dato istituzionale una struttura, ma di una convinzione religiosa.
lo stesso professor Popper, un amico di famiglia, lo stesso professor Popper diceva che aveva aderito al socialismo, ne era fuggito dicendo ma è una profezia quella roba qui. Quindi è in sé una religione e forse dovremmo cominciare a valutare il movimento di sinistra, ciò che sta a sinistra, non solo nei suoi effetti pratici, partitici, politici, ma proprio anche come effetto, quello politico, di una credenza religiosa. Uno vuol dire, vabbè, tu dici che è una religione, spiegami per quale motivo. Va bene. Allora, per essere religione servono tre elementi come minimo, cioè, e sono gli elementi fondamentali, fondanti di qualunque religione. La convinzione o la fede in una potenza non naturale, in questo caso la forza del proletariato, la forza delle masse, quelle sono e quindi la capacità dell'idolo struttura di poter risolvere problemi che altrimenti non sarebbero risolvibili, una specie di miracolo ottenibile, il riconoscimento della dipendenza da questa potenza non naturale da parte dell'uomo, quindi il riconoscimento di una dipendenza da questa potenza e l'ordinamento della vita sociale e individuale in conformità a questa dipendenza. E questo corrisponde agli elementi costitutivi di qualsivoglia religione. Sono gli elementi costitutivi anche della teoria marxiana di quello che è il socialismo, che quindi certamente ha le caratteristiche religiose di una religione. Vediamo in particolare il primo punto, cioè quello della dipendenza di una dipendenza da una potenza non naturale. Perché in effetti si ritiene che una religione implichi la convinzione dell'esistenza di un potere soprannaturale e la fede in esso, ma non mica così, perché se fosse così si negherebbe alla radice la possibilità delle religioni idolatriche, appunto come quella marxiana, storicamente attestata come possibilità nel loro immane numero che ha segnato la storia dell'umanità. L'idolatria, infatti, è espressione religiosa che fa che cosa? Razionalizza, sacralizza un oggetto inanimato o un'immagine, oppure una rappresentazione simbolica, come avviene nella religione marxiana, create dall'uomo, facendole oggetto di culto e attribuendo ad esse poteri redentivi e miracolistici che sono impetrabili da loro. I fedeli non è che siano cretini, sanno perfettamente che quelli sono idoli e che sono opera dell'uomo, però coltivano la convinzione religiosa che attraverso di essi possano essere convogliate e si sprigionino delle forze capaci di far conseguire risultati che sono altrimenti impossibili. È esattamente quella che è la visione, comunisti, socialisti di tutto il mondo unitevi, proletari di tutto il mondo unitevi, è proprio in questa organizzata unione che risiede una forza, un idolo, che risiede una forza che altrimenti non ci sarebbe, quella forza che consente di giungere a una dittatura.
dittatura del proletariato, poi di qualcos'altro, comunque ha una visione assolutista. Quindi è una religione che non necessita affatto della credenza in una o più divinità, come avviene per le religioni teiste, bensì per essere religione può essere tranquillamente atea, come è il socialismo, e sono le religioni ateiste, le quali seguono comportamenti che sono prassi. La prassi è fondamentale nella teoria marxiana, prassi reiterate inerenti a determinati principi, valori, finalità che sono ritenuti sacri e che si manifestano in un complesso di dogmi, precetti, riti, i quali nel loro insieme sono oggetto di culto. Francesco, dobbiamo chiudere. Chiudo. Ecco, quello che vi ho rappresentato, mettetevelo nei cortei, nei comportamenti che vengono tenuti a sinistra e ditemi se corrisponde o no. Secondo me ci assomiglia tanto, ma tanto, tanto. Quindi abbiamo a che fare con una religione. La religione e democrazia sono due cose un tantino diverse. Ne parleremo sabato prossimo, al nostro solito appuntamento. Io abbraccio e saluto Matteo, prima di tutto, Tina, che assiste la mamma, voi tutti radioascoltatori, un salutone a Nicolò da Padova e un abbraccio al regista e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo.